La pista ciclopedonale di via Montegrappa a Carasco è quasi conclusa. Questa mattina sono stati posizionati i pali di sicurezza con i segni bianchi e rossi, la segnaletica verticale è in via di conclusione. Tutto sarà pronto per l'inizio dell'anno scolastico, assicura il sindaco. La pista, lunga 150 metri circa, sarà infatti a servizio della scuola e della palestra, ma anche di tutti coloro che vorranno raggiungere la zona dell'Ipercoop. La prossima settimana saranno installate anche le rastrelliere per le biciclette. È un periodo impegnativo per il comune che sul fronte dei lavori pubblici guarda in varie direzioni. Novità in vista ad esempio per la frazione di San Quirico. Ci era stato chiesto con una petizione dai cittadini di San Quirico di mettere un semaforo. Ora abbiamo avuto la fortuna, col decreto sicurezza ci sono 50.000 euro disponibili dallo Stato e una parte verranno utilizzati per mettere un semaforo in località San Quirico vicino all'Oest Salo. Poi verranno fatti i lavori di potenziamento e miglioramento dell'illuminazione pubblica andando a ridurre i costi. I 50.000 euro provenienti dal decreto sicurezza non sono in discussione, spiega il primo cittadino, nonostante la crisi di governo o un'eventuale cancellazione della legge, perciò i lavori si faranno. A San Quirico poi l'amministrazione interverrà anche per completare il secondo lotto del marciapiede. A breve dovremo appaltare e vedremo chi avrà vinto questa gara per poter poi iniziare i lavori e fare il secondo lotto come avevamo concordato nella precedente amministrazione. E noi siamo stati bravi perché costa 70.000 euro, 35.000 euro ce l'ha dati la Regione Liguria sempre per la sicurezza stradale, era un progetto che andava a punteggio in merito con la strada lì tra il traffico e gli incidenti che si erano verificati e di lì ci ha stanziato 35.000 euro. È un lavoro importante e andiamo a mettere in sicurezza un'altra parte di abitazioni che gravitano su San Quirico.